senza polemizzare, senza far polemiche, secondo me con l'esperienza che ho vissuto, posso dire che, e da come si sente anche alla televisione, si muore da Covid, non si muore da vaccino. Le parole di chi ha vissuto il Covid sulla propria pelle, 15 giorni di rianimazione per Tania Paggiaro, 48enne di Campo San Piero, che si è malata i primi di agosto. A luglio aveva rimandato di un mese per motivi personali la prima dose di vaccino, ma non aveva fatto i conti con il virus che ha colpito lei e i suoi 3 figli. Il marito, invece, che si era vaccinato a maggio, non è stato contagiato. Per Tania è stata un'escalation, prima la febbre, poi il respiro che mancava, fino al ricovero d'urgenza in terapia intensiva all'ospedale di Cittadella, dove è stata sedata. E non hai la consapevolezza che sia giorno o notte, sera, non riesci a capire, quindi ti fai sempre domande agli infermieri: che ore sono, cosa e posso solo, lanciare un messaggio, volevo mandare un appello, ecco, e dire che ringraziare tutti i medici e gli infermieri che lavorano alla rianimazione intensiva a Cittadella, perché lavorano con passione. La storia di Tania dimostra che rimandare la vaccinazione può cambiare la vita, ha detto il dottor Guido De Gregorio, che guida la terapia intensiva di Cittadella. Una volta uscita dall'incubo del Covid e dimessa dall'ospedale, Tania ha voluto raccontare la sua esperienza e lanciare un appello a favore della vaccinazione. L'esperienza che ho avuto, mi ha fatto capire che comunque il vaccino, è importante, ecco, importante farlo, ecco. Ma poi io non voglio giudicare chi non decide di farlo, chi decide di farlo, ognuno ha la propria coscienza, ecco.